Senti, fatemi dare il benvenuto invece a un ragazzo siciliano veramente in gamba. Si sta parlando molto di lui in questo periodo. Lui è Flaviano Pennisi. Buongiorno. Flaviano. Ciao Flaviano. Ciao, e devo dirvi che Flaviano mi ha incuriosito la prima volta che si è messo in contatto con me, perché ha un progetto molto bello che si chiama Suonare un NIDR Project. Sì, esatto. Che ti fa capire. Aspetta, non ho capito. Suonare un NIDR Project. Che sono praticamente 3 parole: italiana, suonare, siciliana, ovunque, e poi project, perché gli ho dato quel tocco internazionale che ci vuole sempre, giusto? Ci può stare. Anche perché tu sei un batterista, e che fai? Che idea ti è venuta? Allora, io diciamo, nella vita faccio il musicista, il batterista. Povero te, mi dispiace. Hai ragione. Per certi versi. Vabbè, ci possiamo dare la mano, guarda. E poi qualche anno fa ho deciso appunto di portare avanti questo progetto, che consiste nel portare ovunque la batteria, quindi non solo in strada. Io realizzo proprio delle tappe ovunque. Che bello. Capita, non so, di vedermi, ho realizzato delle tappe alla pescheria di Catania alle 6 di mattina. No, aspetta, come funziona? Io non ce l'ho. Cioè lui gira con la sua batteria. Io giro con la mia batteria. Va in determinati punti, monta la batteria e fa queste session strumentali. Esattamente, sì, che dura poi circa 4-5 minuti, io non rimango lì sul posto. Giusto per rimanere... Seguita ovviamente dai social, e questa cosa ha un successo incredibile. Proprio per contagiare, voglio contagiare più persone possibili, soprattutto i giovani, naturalmente. Anche la cosa bella è che lui smonta e se ne va, infatti per tenere appunto il linguaggio, cioè arrivi a motte subitanee, come si suol dire, Angiasatta, monti la batteria e la gente si incuriosisce, perché non monti, immagino, una situazione diciamo molto portatile. Allora dipende, io generalmente monto un set che è un misto fra percussione e batteria, quindi la situazione poi è molto coinvolgente, perché campanacci, rototomo, insomma. Certo. Poi dipende, se lo spazio è piccolo naturalmente porto un set ristretto, però comunque sia, è un qualcosa che attira veramente tanto. Cioè sono dei ride strumentali, li possiamo chiamare così? Sì. Ma io ho letto anche che comunque tu vai in posti assolutamente silenziosi, dove monti tutto, e lui incomincia a fare questi 4 minuti di perché è un altro, diciamo... cosa se ne va. Sì, praticamente sì. Perché un altro tema del mio progetto è quello di far riscoprire i posti della Sicilia bellissimi, alcuni un po' dimenticati, diciamo. Per esempio, dove sei stato? Allora, un posto bellissimo è stato il castello di Mazzarino, che io non l'avevo mai visto, cioè l'ho visto proprio sul momento. Hai capito? Quindi tu sei arrivato lì, il sindaco mi ha dato le chiavi, è stata un'organizzazione. Va bene, non a tutti però ste chiavi sto sindaco, scusate. Le andate anche a quello di Monaco, a Principe di Monaco. Vedi, non sapevo. Una cosa importante, le chiavi. Vai dal sito, sì, lui ti dà le chiavi. Ho capito. No, ma che c'è? Lui ha dato le chiavi per aprire. No, vi dico la verità, io sono amico del Principe di Monaco e avevo il doppione. Io c'ho un amico mio che si chiama Monaco, ma di cognome però. Ma sei cretino? C'ho un amico mio che si chiama Monaco. Salutiamo. Che fatica. Salutiamo. E quindi Castello di Mazzarino poi? Fammi pensare, poi Ognina ovviamente, perché io sono innamorato di Catania, che è la mia città. Che bello, ragazzi. Poi in tappe storiche, come per esempio al mercato storico di Catania, cioè a Ferolone, io ho organizzato proprio, tu ti sei messo lì alle 8 di mattina. Ma scusa, ma la gente poi cioè tu parli con la gente o li ignori? No, la gente poi mi assalta praticamente. Tutti, i vari lavoratori lasciavano i posti di lavoro, mi filmavano, mi hanno messo il mi piace alla pagina lì sul momento, cioè alla fiera di Catania tutti cinesi, che c'era? No, di giorno invece sono capitato proprio in un angolo proprio dei catanesi, bellissimo. Che bello. No, ragazzi, è un'idea molto carina, molto intelligente, tra l'altro è bella l'idea che dice lui, mi serve anche per valorizzare, no, i posti belli della nostra terra. Ma quando ti viene in mente questa cosa, tu comunque dai un appuntamento su Facebook, lo dici? In realtà no. Quindi tu scegli, domani mattina vado. Ok. Cioè compare direttamente il video, quindi o mi vedi in strada in quel momento, poi vedi il video quando tutto è successo sui social. Sì, ultimamente dove sei stato? Allora, ultimamente, fammi pensare, ho fatto una tappa a Catania. Dov'ero? Non mi ricordo. Piazza Duomo. Piazza Duomo. E la prossima ce l'hai già in mente? La prossima ce l'ho già in mente, però non ve la dico perché così però dico, ce l'hai in mente, vicino o lontana? Un posto storico, no, un'altra tappa a Catania e poi cambio nuovamente provincia. Ma che bello, ragazzi. Senti, fai una cosa, quando fai queste cose poi condividile anche sulla mia pagina, così diamo più risonanza. Intanto perché io vi dico che la pagina alla quale io ho già messo il mio mi piace è appunto Suonare un NIDR Project. Un NIDR, scusami? Un NIDR. Ma che io sono di Palagonia, provincia di Catania. Quindi è dialetto proprio sì. Santa Febronia, Palagonia. Esattamente. Hai capito? Ricordo bene, bella Palagonia. Bello, buone le arance anche a Palagonia. Allora facciamo così, Flaviano, noi ora ci ascoltiamo una canzone
e tu ci organizzi una session qua. Va bene. Facciamo così, allora, canzone, anzi facciamo così, consiglio, canzone, poi torniamo e organizziamo qui questa session con Flaviano Pennisi, perfetto. Ok. Mamma mia ragazzi, ma che montale delizia! Anche su Facebook ovviamente 346 8724 877 e vi stiamo raccontando la storia di questo artista catanese, in realtà di Palagonia, Flaviano Pennisi, e che ha questi attacchi d'arte e va nei posti più belli della nostra isola a suonare la sua batteria, e devo dirvi che sono delle session che hanno grandissimo successo, non solo perché sono improvvise, non solo perché sono inaspettate, ma anche perché coinvolgono veramente tantissime persone. E allora siamo riusciti a ricostruire, anche se non è un posto bellissimo la nostra isola, non peraltro perché c'è Fabio Formosa all'interno della nostra postazione, e non potevamo farcela mancare sta cosa, scusa. Uno di questi set, no? E allora è il momento dell'attacco d'arte di batteria di Flaviano Pennisi, eccolo. Ma che meraviglia ragazzi, Flaviano, bravo davvero. Torna qui al microfono. Devo dirvi, cioè Fabio, tu ti immagini lui che arriva, che so, all'interno dei templi di Agrigento, si sistema queste quattro cose e comincia a suonare. Ovviamente devo dirvi che la forza mediatica di questa cosa è incredibile. Ma ti può anche capitare che vengano i vigili urbani a dirti no, ma non si può fare. È capitato, infatti io ho conosciuto il capo dei vigili urbani proprio durante una tap, che lo saluto sempre. Ecco, il batterista anche lui. No, lo so. A Catania i vigili urbani, che sono fantastici, sono quasi tutti artisti, ma sai che quantità di musicisti ci sono tra i vigili urbani di Catania? Sono molti, tra l'altro, molto molto bravi, io ne conosco veramente parecchi. Perché ad esempio io prima portavo l'esempio, che so, anzi mettilo nel tuo calendario, i templi di Agrigento. Esattamente. Sì. Però lì arrivano e ti toccano di... lo so, lì infatti ci vuole un minimo di... vediamo. È bello, adesso vattene, dove possiamo mandarlo? In posti carini? Dai, anche al castello di Paternò, là sopra, bellissimo, dove domini tutta Paternò. Esattamente. Anzi, datemi delle idee, io lo faccio sempre. A casa di Fabio Formosa. Esattamente. Però di notte ti do le chiavi. Invece di citofonare. Ma lo sai che so suonare la batteria per il castello di Paternò? Ma smetti. Dai, sparati un... Ma sei pazzo. Aspetta, Sì. Silenzio. Sì. È un mio allievo, si sente, Sei cretino. Grande. No, perché lui è famoso, perché lui, che ti posso dire, fa la gallina di Paternò, che fa come? La pecorella di Paternò? La batteria è questa. L'ha fatta identica. Cioè, scusa, è così. Cioè, voi vi rendete conto con chi sono costretto io a lavorare la mattina? Ed è il direttore della radio. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Paternò, ma per carità, no, ma perché mi sputano, però ma dai, ma quando mai? Ma quando mai? Ma non è per stemperare, è una cosa così carina, che è come quando non è carina, è carina. Quando noi catanesi dicono sì. che noi sembriamo catanesi, che fa, si sente che siamo di Catania, che fa, si sente di Catania. Anzi, il catanese Inghie si sente. Che si sente. Questo era un mio famoso pezzo nel quale dicevo che i catanesi abbiamo creato questa nuova figura, no? Nella grammatica italiana, sciddicata. Si sente.
Senti Flaviano, è molto bello quello che fai, io invito i nostri ascoltatori a cliccare il loro mi piace su Suonare un NDR Project e soprattutto guardare questi video, anche perché sei giovanissimo. Quanti anni hai? Io ho 28 anni. 20, non sei giovanissimo. Dai, bene, non sei giovanissimo. E la cosa bellissima è che sei figlio d'arte. Esattamente, sì, perché mio padre è un batterista, mio fratello pure. È il batterista dei Watt, è un gruppo conosciuto in Sicilia, anzi saluto i ragazzi. Ma che bello, fai bene. Mia sorella è una pianista, insomma. Ma tutti musicisti a casa? Praticamente sì. Hai capito? Va bene, è bello, sono molto contento oggi di aver ospitato qui con noi Flaviano Pennisi con la sua batteria. Seguitelo e soprattutto se vi capita di incontrarlo e lo vedete che sta sistemando il suo set per strada, fermatevi, ascoltate questi scatti di arte perché sono veramente molto belli. Evviva Flaviano Pennisi, 12:30.